Come funzionava? Cioè come ci si organizzava per Allora, uscire? io come ho detto nel libro, appunto, negli anni 90 la discoteca era più che un'opportunità, era un imperativo assoluto. Cioè nel senso che chi diceva ma stasera andiamo al cinema, era visto come un alieno, cioè una cosa, cioè tipo no, perché la stragrande maggioranza proprio tutta la settimana nell'attesa del weekend che partiva già il giovedì, comunque giovedì, venerdì, sabato, domenica ed era discoteca, discoteca, discoteca. Poi ognuno c'era un'ampia scelta di serate, quindi c'era quello che magari andava lì solo per le ragazze, oppure c'era quello che sceglieva la musica più commerciale, però c'era un'ampia scelta e c'erano quelli proprio che andavano per la musica, quindi parlavamo di underground, di techno, ma c'erano veramente delle transumanze proprio di persone che si muovevano di notte. Ma questa cosa partiva già da prima, giustamente tu mi hai fatto la domanda, perché le persone si preparavano il vestiario per andare a ballare, che questa cosa qua non esiste più adesso. Cioè adesso vabbè ti metti su una giacca, così, per dire io adesso potrei andare in discoteca così. All'epoca c'era proprio una ricerca dell'outfit, non si chiamava neanche outfit all'epoca, cioè look, no? Ti ricordi Yeah. c'era il Total Look Oh sì, a a Treviso? Treviso era un negozio, anche lì c'aveva una console dentro. Avevano la console dentro, cioè c'era proprio dei negozi anche lì specializzati sul mondo della Abbigliamento notte, da club. da club, Yeah. esatto. Poi c'erano i più, diciamo, le persone un po' che vedevano un po' oltre, che si facevano loro proprio il vestiario, ed erano i più eccentrici, ma erano quelli che coloravano la notte, no? Quindi era veramente un mondo, adesso si parla tanto di comunità anche LGBT, eccetera, ma all'epoca era un mondo molto, molto colorato, quindi cioè, era veramente, forse lo vivo in maniera nostalgica, però io non l'ho più trovata quell'atmosfera lì, forse perché, ripeto, era qualcosa di nuovo, no? Di entusiasmante, che quindi era la discoteca era veramente il luogo dove potevi essere Esprimerti. libero, no? Essere Mhm. libero. Tante volte ho avuto l'occasione di lavorare tante volte col principe Maurice, per Oh esempio, yeah. e lui lo diceva tante volte nelle sue narrazioni, no? Perché lui comunque viene dal teatro, è una persona molto colta, eccetera, e parlava spesso di queste cose appunto legate al mondo della notte, dove addirittura a fine serata Maurice mi ricordo che diceva a tutti andate piano per strada, eccetera, mi raccomando, sì, insomma, c'era un'attenzione per quella che poteva essere la trasgressione, ma anche per poi riportarsi sulla giusta carreggiata.